Buongiorno a tutti, ovviamente sono super emozionata. L'intervento che sto andando a si traduce nella lettura di un documento chiamiamo così, di intenti, che è nato quale espressione della volontà dettata dalla Presidenza e in particolare fortemente voluta da Adriano Rizzi, il quale ci ha motivato ad attuare e perseguire un percorso di rinnovamento inteso quale espressione della rappresentanza di genere. Io, Emilia e Thomas in particolare, quali membri, diciamo così, nuovi in presidenza, siamo stati spinti a perseguire questo obiettivo nel coinvolgere un gruppo di nuovi cooperatori, il più ampio possibile, inteso come nuovi interlocutori, soci delle cooperative che fino ad oggi non sono stati mai direttamente coinvolti nella vita sociale di Lega Coop. Quindi do lettura a questo documento che è stato sviluppato da questo primo gruppo embrionale, un bel gruppo direi, e con il contributo personale di ognuno, anche fatto di piccoli suggerimenti, piccole frasi. Diciamo che abbiamo attivato una piccola forma di coworking senza saperlo. Il nostro gruppo nasce in Veneto come espressione della rappresentanza di genere e laboratorio di cooperatori under 40 accomunati dalla volontà di condividere esperienze e contribuire alla realizzazione di un progetto efficace fondato sullo spirito intergenerazionale che deve essere e deve iniziare ad essere l'essenza caratterizzante la qualità nel fare impresa cooperativa. Questo 10° congresso di Lega Coop Veneto, che si svolge all'interno di un periodo caratterizzato da una crisi economico-finanziaria senza precedenti per durata e intensità, nonché accompagnato da una regressione culturale e sociale che vede purtroppo crescere la forza di movimenti nazionalisti e populisti incentrati da una forte propensione all'individualismo, non può sottrarsi ad una necessaria spinta propositiva verso il cambiamento e verso una rivendicazione dei propri valori fondanti di mutualità e reciprocità. Inoltre, il disaggregamento dello Stato sociale, unito all'eclissi dei partiti tradizionali di riferimento, hanno provocato tra la maggior parte dei giovani una evidente disaffezione verso la partecipazione e l'impegno politico, aggravata dalla mancanza di proposte altre, capaci di individuare soluzioni mutualistiche e partecipate. In questo quadro, nel quale si avverte l'emergenza di trasformare lo scenario economico e sociale, il ruolo della cooperazione può rafforzarsi e rinvigorirsi solo se riuscirà a interpretare le istanze di ogni momento, per essere al passo e contrastare un sistema globale di interessi e personalismi, focalizzando risorse materiali e immateriali verso un modello di sviluppo attento e responsabile che rimetta l'uomo, il lavoro e il mutualismo al centro delle dinamiche di sviluppo. Il modello cooperativo in tutto questo può rispondere a queste esigenze. Se riteniamo noi si sviluppano e si accelerano degli spazi di condivisione tra professionisti, significa aprire lo spazio alla collaborazione, alla cooperazione e la cooperativa in sé è un modello di eccellenza in tutto questo, è il modello, diciamo così, delle opportunità del futuro perché è insito nel suo interno la flessibilità e il sapersi adeguare agli cambiamenti. I giovani che vedono nel modello di sviluppo della buona cooperazione una possibilità e una risposta alle diseguaglianze economiche e sociali possono essere il valore aggiunto e l'essenza della volontà di questo cambiamento, in quanto saranno la risposta in termini di capacità, saperi, passione e ricambio generazionale con la formazione di una nuova classe dirigente. Riteniamo che nell'attuale situazione economica e sociale il movimento cooperativo di Lega Coop possa e debba cogliere tali opportunità per rivendicare il proprio modo d'essere e di fare impresa, distinguendosi dalle altre come modello di sviluppo sostenibile e possibile, futuribile. Gli obiettivi che questo gruppo si propone e si pone di perseguire sono: agire sulla reputazione delle cooperative, specialmente tra i giovani, cooperatori e non; aumentare la consapevolezza dell'essere cooperatori tra i soci delle cooperative appartenenti a Lega Coop;
avvicinare Lega Coop e le cooperative, in particolare tra i giovani, ma soprattutto viceversa, cioè avvicinare le cooperative a Lega Coop. Le cooperative dovrebbero trovare in Lega Coop Veneto il primo riferimento a cui rivolgersi a qualsivoglia titolo, per una questione pratica, operativa, assistenza, consulenza, opportunità, confronto. Condividere e declinare i valori della cooperazione per creare un linguaggio in grado di esprimere significati comuni. In questo senso pensate a quante possano sembrare, anzi forse già lo sono, vecchie alcune modalità di lavoro. Lo scambio è importante, le modalità cosiddette vecchie non sono superate e nemmeno i contenuti, ma lo scambio di queste informazioni con un ricambio generazionale è importantissimo. Evidenziare la presenza femminile, valorizzandone risorse e concretizzandone di pari opportunità a tutti i livelli. Nessuno investe sulle donne come la cooperazione, e la cooperazione di per sé è la maggiore espressione di spazio all'ambito femminile. Lo vedremo a gennaio, quando presenteremo il risultato di un lavoro sulla conciliazione tra vita e lavoro svolta negli ultimi mesi. Una forte occupazione femminile è uno degli ambiti di sviluppo strategici. Dati i suddetti obiettivi, chiediamo che la futura presidenza di Lega Coop continui a stimolare questo percorso iniziato e si impegni a dare maggiore impulso al principio della democrazia e dell'intergenerazionalità cooperativa, al coinvolgimento femminile e delle giovani generazioni negli organi di governance necessari per sostenere il ricambio delle classi dirigenti attuali, sia nell'associazione che nelle imprese. A tal fine si richiede la possibilità di dedicare risorse per impostare e organizzare adeguati progetti formativi ed esperienziali, scambi di buone prassi tra imprese che abbiano l'obiettivo di supportare l'acquisizione di competenze per favorire il rinnovamento generazionale e le pari opportunità. Si impegna a realizzare progetti per il rispetto e la promozione, educazione, formazione e informazione del ruolo culturale ed economico dell'impresa cooperativa, attraverso la creazione di reti di sapere cooperativo da attivare all'interno della società della conoscenza a tutti i suoi livelli. Per conseguire tali finalità si suggerisce di rafforzare i legami, nonché destinare risorse adeguate nella gestione delle relazioni sia con le università, sia con le scuole di grado inferiore, medie e superiori, delle province di tutta la Regione Veneto. Attivare la presenza di stagisti alle quali le cooperative possono accedere per progetti senza ostacolare le difficoltà burocratiche alle quali si deve fare carico Lega Coop. È necessario, se vogliamo spiegare e far comprendere agli altri cos'è la cooperazione e perché la riteniamo importante, condividere un alfabeto e una grammatica comune rispetto al significato valoriale dei termini sul tema della cooperazione. La dignità della persona, pensare correttamente sulla società, sulla politica, sull'economia, sulla cultura significa in primo luogo capire bene chi è la persona e chi è il suo vero bene. Il bene comune è l'insieme delle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Da non confondere con l'utilitarismo, cioè la massima felicità per il massimo numero di persone, che porta necessariamente alla subordinazione della minoranza alla maggioranza. La sussidiarietà, le decisioni si devono lasciare discutere e condividere nel livello più basso possibile e devono essere lasciate al livello più vicino alle persone su cui la decisione incide. Le pari opportunità, lo scenario attuale collateralmente al contesto femminile esige l'attuazione di strategie dove conciliazione dei tempi e democrazia rispondono a esigenze di sostegno imprescindibili. L'attivazione di buone pratiche cooperative e progetti concreti, attuabili, che migliorano l'equilibrio tra i tempi di vita e lavoro. Per perseguire gli obiettivi, secondo i valori fino ad ora espressi, intendiamo sostenere le Lega Coop nelle azioni di promozione dei valori cooperativi, rivolta con maggiore attenzione ai giovani delle scuole attraverso un programma di formazione e informazione traducibile in opportunità per il futuro. Rafforzare e rinnovare i valori cooperativi nei nostri soci per riconoscere l'identità professionale e sociale propria della cooperativa. Creare incontri tra giovani e nuovi cooperatori, facilitando lo scambio periodico di analisi su temi specifici, gruppi di lavoro, focus, creando momenti, luoghi e contesti in cui riconoscersi, confrontarsi e valorizzarsi. Implementare soprattutto gli strumenti di comunicazione,
creare strumenti di comunicazione diversi, più giovani, attraverso i quali Legacoop possa comunicare anche interlocutori finora non raggiunti. Proponiamo di ripensare e riprogettare le nostre modalità di comunicazione, cogliendo anche le potenzialità delle nuove tecnologie e creando un sistema di comunicazione efficace che assicuri che tutti gli attori coinvolti abbiano le informazioni giuste al momento giusto, al fine di prendere le giuste decisioni e conclusioni. Sarà a nostro avviso fondamentale in futuro utilizzare un mix di strumenti, limitando il ricorso a comunicazioni unicamente informali ed strutturate. È un obiettivo ambizioso ma importante per tutto il mondo della cooperazione. Pensiamo all'ACI e all'importanza che assumono nel percorso di costituzione unitario gli obiettivi ai quali miriamo. Dobbiamo partire dal nostro territorio regionale, dal nostro patrimonio culturale, economico e sociale, per promuovere programmi integrati in cui le nostre imprese cooperano per elaborare e realizzare progetti condivisi, per valorizzare le potenzialità dei sistemi economici locali e pensare a progetti di sviluppo sostenibile in cui fare rete e lavorare insieme per rinnovarsi e cogliere le esigenze delle nuove generazioni, che con le loro conoscenze possono contribuire a trovare la via di uno sviluppo a lungo termine che miri a coniugare competitività e qualità della vita e consolidi un modello di società giusto e democratico, perché la cooperazione non è un'alternativa di nicchia, ma è una consapevole scelta di responsabilità.